Sì, è un onore essere qui a rappresentare il Motoclub Gaerne nel mondo dell'enduro, è un grande onore. Da quando sono piccolo che faccio parte di questo motoclub, ho cambiato, sono andato al motoclub della Marca Trevigiana, poi il Gaerne, comunque sempre della zona qui, è un grande onore portare il nome di questi motoclub appunto nel mondo e speriamo di continuare così o anche meglio. Beh, sicuramente intanto l'obiettivo rimane quello di vincere il campionato del mondo quest'anno, che ci mancano ancora 2 prove, e poi si penserà per il prossimo anno, che l'obiettivo è sempre quello di vincere il campionato del mondo e cercare di puntare anche al titolo assoluto che diciamo, è quello che mi manca e che aspiro di più. Sicuramente il nostro sport non è semplice da praticare, c'è comunque da spostarsi molto per allenarsi e comunque la zona è ricca di appassionati di motoclub, di appunto appassionati del nostro sport, quindi è una buona zona per me, ci sono molti, chiamiamoli tifosi, amici che hanno la stessa passione e niente, comunque per allenarsi c'è sempre bisogno di spostarsi, non sarebbe male avere qualche circuito più vicino e niente, speriamo che insomma, nel prossimo futuro si crei qualche circuito per allenarsi me e tutti gli appassionati.